Mi puoi dire le mosse tipo solo di cavallo da Usti. bola? Usti. Allora, Ok. dai, facciamo così. Mi dici solo le mosse di cavallo Mm. dalla 10 alla 15? Fammi vedere se ci sono soprattutto Allora, mosse. dalla 10 ne abbiamo, alla 10 abbiamo proprio il cavallo che mangia in D5 Sì? e poi undicesima non abbiamo cavallo, Ottimo. dodicesima no, tredicesima Ottimo. nemmeno, 14 Ottimo. no, 15 no, 16 no, 17 abbiamo cavallo sì, Sì? cavallo D7. Sì. Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi ci divertiamo con alcuni trucchi di magia, no in realtà non è magia, c'è dietro tanto studio, siamo qui in compagnia di Igor Ciao ragazzi. che mi ha detto Cristian, io ieri sera mi sono messo a imparare a memoria il Game 6 Fischer Spassky, una partita di 41 mosse che mi piace particolarmente e voglio mostrarti che non solo la ricordo, quindi te la so fare tutta dall'inizio alla fine, ma se tu mi chiedi una qualsiasi mossa, dimmi al contrario, dimmi solo le mosse del nero, dimmi la 24, la 27esima del bianco, io te la riesco a dire. E- Speriamo che sia così. Quindi veramente interessante. Igor ha collaborato con noi nella realizzazione di un corso di memoria realizzato al gioco degli scacchi. Vediamo se il nostro maestro è all'altezza. Allora, Igor, ti chiedo Già di... c'è una certa pressione. Esatto. Ti chiedo di bendarti. Sì, sì. Il corso lo trovate in descrizione del link come primo commento anche. Ed è il primo corso di memoria legato agli scacchi, quindi penso che stiamo lanciando una rivoluzione. Allora, Ok. proviamo a fare, non so, le prime 15 mosse, poi ci fermiamo. Va bene. Vai. Allora, la prima è una mossa di pedone C4 e 6. Sì? Ok, poi abbiamo cavallo F3 D5. Sì? Poi abbiamo D4, cavallo F6. Poi Sì? come quarta mossa abbiamo cavallo C3, alfiere 7. Quinta mossa abbiamo alfiere E5, arrocco corto da parte del nero. Ok, alfiere G5. Alfiere G5, Ok, scusami, ok, alfiere niente, niente, G5 niente. a rocco corto del nero. Dopodiché abbiamo E3 e poi H6. Sì? Poi settima mossa abbiamo alfiere H4 e poi B6. Sì? Poi abbiamo l'ottava mossa, sempre mossa di pedone, ed è il pedone di C che mangia in D5, poi cavallo che mangia in D5, Mhm, poi nona mossa è alfiere che mangia in E7 e donna che mangia in E7. mhm. Decima mossa abbiamo invece il cavallo che mangia in D5 e il pedone di E che mangia in D5, quindi E per D5. Poi undicesima abbiamo torre C1 e alfiere 6, poi dodicesima donna A4 e pedone C5. Poi abbiamo donna A3 e torre C8. Sì. E poi quattordicesima abbiamo alfiere B5 e poi pedone A6. E poi quindicesima altra mossa di pedone che sarebbe appunto il pedone di D per C5 e poi invece la risposta del nero è il pedone di B per C5. Poi sedicesimo abbiamo appunto arrocco corto da parte del bianco e torre A7. Mhm. Diciassettesimo abbiamo alfiere E2, cavallo D7. Ok, ci fidiamo io. Ok. Ok. Ok, aggiungiamo un pizzico di pepe in più Sì, e abbiamo qui un generatore automatico di numeri. ok. Vedete, io clicco, mi esce un numero casuale, abbiamo impostato dall'1 al 41 che è il numero di mosse. Adesso per esempio è uscita la mossa 22 e ti Sì. chiedo di dirci la mossa 22 da che mosse è Sì, la composta. mossa 22 è intanto una mossa di pedone che è 5 Sì? e poi torre B8. Esatto, Ok. esatto. Generiamo un altro numero casuale. È uscito il numero 7. Ci sai dire la mossa Sì, 7? il numero 7, allora mossa 7 è alfiere H4 B6. Esatto, esatto, esatto. Ok. Generiamo un altro numero. Sì, È uscito il numero
34. 34, allora abbiamo torre di 1, F2 Sì. e poi donna e 8. Ok, grande, grande. Facciamo l'ultimo di questa tipologia. Sì. È uscito il numero 25. 25, allora, 25 abbiamo entrambe mosse di pedone. La prima è B3 e Sì. l'altra è A5. Bravo, bravi. Ok, allora aggiungiamo ancora un pizzico di pepe. Sì. Ci sai dire, dacci un altro numero? Ok, vabbè, dacci un altro che è questo il numero 4. Ne vogliamo uno un po' più alto. Mhm. 12, ne voglio uno ancora un po' più alto. Ecco, 23. Sì. Mi sai dire le mosse dalla 23 alla 20? Al contrario, quindi al contrario. Sì, dalla 23 alla 20, perfetto. Sì. Allora, abbiamo 23, parto dal nero allora. Dal nero, sì, al Ok. contrario. Allora, il re H8, Sì. alfiere C4 Sì. e poi torre B8 Sì. E5 Ok. e poi regina E7 F4 Sì. e questa è la 22, la Bravi- 21esima. Bravissimo. E poi la 20esima erano sempre mosse di pedone. Quella del nero è D4. Allora, Sì, sì. allora. Sì, D4 e invece C4 è la mossa del. Aspetta. Vai La tranquillo. mossa del. Allora, D4 è la mossa invece del bianco e. E4. E 4, E4. grande. Ok. Grandissimo. Ok, io non so in che altri modi metterti in difficoltà. Abbiamo fatte avanti, indietro, saltando. Se vuoi, mi puoi dire le mosse tipo solo di cavallo da Usti. bola. Usti. Allora, Ok. dai, facciamo così. Mi dici solo le mosse di cavallo Mm. dalla 10 alla 15. Fammi vedere se ci sono soprattutto. Allora, dalla 10 alla 10 abbiamo proprio il cavallo che mangia in D5 Sì, e poi undicesima non abbiamo Ottimo. cavallo, dodicesima no, tredicesima Ottimo. nemmeno, 14 Ottimo. no, 15 no, 16 no, 17 abbiamo cavallo sì, Sì. cavallo D7 Sì. e poi diciottesima cavallo D4 Sì. e poi diciannovesima abbiamo cavallo che mangia Ok, in ok, E6. ci sta. Dici le mosse dal fiere Ok. dalla 20 alla 25? Allora, alfiere non ce n'è 20, 21, 22, no. Ok, 23 abbiamo alfiere C4, Ok, poi abbiamo. E basta, basta, sì, davanti basta, alle 20 grande. Ok. Ok, io direi che ci siamo, Igor. Togli pure, ritorna nel mondo dei vivi. Madonna mia. Un attimo, Ok, sono Igor. cieco diventato. Ok. Ok, vogliamo provare a dire ai nostri amici che spero che non abbiano dubbi sulla veridicità di questa prova, anche perché insomma, cioè, non c'è Diciamo alcun più modo. chiaro di così, infatti. Esatto, Cioè. esatto. Ok, Igor, almeno queste sono parole sue, non si ritiene un genio, ma si ritiene un ragazzo che oltre ad impegnarsi tantissimo, ha fatto vedere i suoi programmi di allenamento che sono veramente fitti, ha realizzato dei metodi di studio, di memorizzazione efficaci. Vuoi dirci qualcosa? Sì, assolutamente. Allora, sicuramente appunto come hai ben detto non c'è una questione di genialità, nemmeno di talento, è semplicemente di molto 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 allenamento, conoscendo quelli che sono i metodi più giusti, ecco. Io faccio parte del team italiano di atleti di memoria, appunto capitanati da Andrea Munzi, dal campione mondiale in carica, campione mondiale di memoria ovviamente, e quindi con lui diciamo che ci mette sotto, insomma, ci alleniamo molto su quello che è il mondo della memoria. Quindi ci sono delle tecniche che effettivamente possiamo utilizzare. Ovviamente questo non vuol dire che non dobbiamo comprendere niente Chiaro. della sequenza scacchistica, assolutamente questi sono semplicemente dei metodi, delle tecniche in più che ci possono aiutare durante la memorizzazione, ma poi la comprensione ovviamente è Certo. fondamentale. E da notare la differenza fra uno che impara una partita a memoria normalmente, che si può fare una partita di 41 mosse con tanto allenamento, si può fare a ricordarla tutta, però se mi dici parti dalla mossa 16, che Certo, cacchio ne so. certo, sì. Invece, guardate come qui c'è
quel qualcosa in più, cioè tu eri in grado di partire da qualsiasi mossa, saltarle, dimmi solo quelle dispari, dimmi solo le mosse del nero, cioè vuol sì. dire che proprio hai una mappa precisa. Esattamente di come è andata la partita e di tutto, perché sì, possiamo noi saltare da qualsiasi posizione, possiamo andare anche al contrario, possiamo fare qualsiasi cosa che è molto difficile, diciamo, per chi non ha questo metodo, per così dire, perché imparare una partita a memoria è ovvio che è possibile, però è molto complesso poi fare questi salti, Certo. e a meno che uno non abbia veramente un sistema, cioè, la vedo difficile, ecco, molto più No, difficile. ma anch'io a livello di pianoforte, misticamente parlando, è possibile imparare i brani a memoria, però dimmi, parti dalla battuta 23, Certo, che è certo, un è più tro- complesso, certo. quindi niente, Igor ci ha dato una mano, dato che è un grande appassionato di scacchi, nel cercare di trasferire queste sue conoscenze in ambito scacchistico, per esempio per memorizzare delle linee d'apertura, delle varianti, dato che sono comunque nozioni importanti da un livello, diciamo, intermedio in su, Certo. abbiamo creduto che fosse una cosa bella andare ad inserire queste sue conoscenze nella materia scacchistica. Realizzato un videocorso importante di svariate ore con dei bonus e quindi niente, se avete voglia di provare a cercare nuovi metodi, nuove strade, allora il videocorso sulla memoria applicata agli scacchi fa per voi. Sì, assolutamente. Bene ragazzi, grazie dell'attenzione, spero che vi siate anche in qualche modo divertiti e ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao! ragazzi.